Buon pomeriggio signore e signori, ci eravamo lasciati con una battaglia dove vedono l'armata di Odino dei Suebi che attacca la nostra legione, 15ª Vulcani, in momento di difficoltà in cui la legione ha combattuto. Ricordiamo la legione più forte che abbiamo sul territorio, non in questo momento perché abbiamo le corti e tutti gli altri apparati, tutte le altre truppe della legione messe veramente veramente male. In nostro sostegno interverranno le truppe del paesino che viene della cittadina che viene attaccata, però non so come potrebbe andare a finire. Il generale loro è abbastanza skillato, boh, vedremo. Questa va giocata assolutamente sul campo, quindi signori, benvenuti in una nuova puntata di Round 2 Total War, le fasi finali, perché comunque ci manca la cacciata degli Ceni. Se riusciamo a tenere il confine con i Suebi, dovremmo andare verso la fase di termine di tutta questa enorme storia, enorme enciclopedia storica romana. Quindi signori, godiamoci gli ultimi istanti, perché il percorso è stato veramente lungo, ma veramente molto molto bello. Per chi c'è stato dall'inizio, per chi ha ripreso dall'inizio e per chi magari si è appena unito e vuole vedere tutta la campagna, signori. Io non mi sono mai arreso e sono sempre andato avanti nonostante tutto. Spero che questa cosa la possiate ricompensare in qualche modo. Allora signori, siamo in difesa, quindi allora vediamo soprattutto la fase di attacco. Attacco praticamente nullo, cioè la cavalleria nostra è uno schifo, ok? Il generale non ci provo neanche a farlo uscire. Loro attaccano solo da quella posizione, come potete vedere. Quindi metteremo il generale qua in modo tale da dare manforte. Cercheremo di dirottare le loro forze in questa parte qua. Noi siamo abbastanza chiusi, quindi questo ci consente di attuare un ottimo tiro dalla distanza. Queste sono le truppe migliori, ma sono anche messe male, perciò le metteremo tutte qua e prenderemo invece le truppe più scarse nostre e le metteremo qua, ma sono anche quelle più voluminose. Vediamo se questa cosa pagherà oppure no. Qua l'idea è di massacrarli con gli arcieri e con i frombolieri. Magari i frombolieri li mettiamo qua. Vediamo se funziona. Questi li mandiamo nella mischia. Appena questi vanno a cedere, li diamo in supporto. Ah, ne abbiamo 3, perfetto. Ah, 3 e già inizia a essere un buon numero. Già inizia a essere un buon numero. Ragazzi, non c'è molto da fare, ce la giochiamo in difesa. Qua purtroppo ne ho perso uno. Vediamo se riesco a metterlo dentro. Ok, questi non devono stare qua, quindi qui. Allora, ho fatto un po' di casino, scusate. Allora, eccoci qua. Questi li mettiamo qui. Questi sono molto forti e ce ne sono parecchi, quindi li metterei qua dietro. Però li metterei in formazione di testuggine, perché so già che me le massacreranno di frecce. Questi, ok, rimangono qua così. Questi non sono messi malissimo, a dir la verità. Quindi potremmo utilizzarli anche per la difesa. Però prima voglio far consumare questi qua della città. Dopodiché faremo un secondo strato di difesa e lo faremo qui, a questo punto. Questi ce ne sono abbastanza, quindi questo è buono. Quindi faremo uno primo strato di difesa qua. Sì. Allora a questo punto cambiamo. Questi li mettiamo qua dietro, sempre per uno strato di difesa. E qua cercheremo l'aggiramento. Secondo me abbiamo buone probabilità di vincere, però sapete che non è affatto detto. Loro li andiamo a fare un gruppo di selezione. Qui ho ancora 2 arcieri da utilizzare e questi che sono... Ah, ok, questi scarsoni qua, sì, li mettiamo qui. Io ho ancora 2 arcieri da utilizzare, perciò gli arcieri li sposteremo ancora in zona qua. Ok, signori, iniziamo la battaglia. Vediamo questo scontro frontale che ci sarà. Noi intanto ci andiamo via con la cavalleria, andiamo a nascondere. Cavoli, sono più di quello che pensassi, Sono più di quello che pensassi.
Va bene, vediamo un po' come reagiremo. Qua ho paura che mi facciano fuori le truppe, però ragazzi non c'è molto da fare. Pace amen. Intanto arriva la cavalleria, che se siamo fortunati si lancia in questa direzione. Perfetto, si lancia in questa direzione. No. Bellissimo ragazzi, bellissimo. Massacrati, mamma mia, massacrati. Beh, neanche tanto, a dir la verità. Ok, impattano, ma riusciamo benissimo a difenderci. Qui ci sono già gli arcieri che rompono le scatole, ma fa niente. Ma fa nulla. Qui intanto c'è l'impatto con la cavalleria che mi sembra abbastanza favorevole. Hanno già perso un terzo dell'unità, però la partita è ancora molto lunga. Intanto i nostri arcieri tirano. Bene. No, andiamo sul tiro standard. Cercate di fare più danni possibili. Benissimo. Qua la cavalleria l'abbiamo, il primo assalto l'abbiamo fermato. Ottimo. Spingete adesso contro la cavalleria per favore. Così. Ok, perfetto. La mandiamo in fuga. Ottimo. Ricomponetevi anche abbastanza velocemente. Piuttosto venite indietro un attimo. Dai dai ragazzi, forza. Giratevi per favore. Grazie. Ok, pronti a ricevere l'urto. Perfetto. Ok, qualche salva, scusate, gliel'abbiamo tirata. Questi sono i nostri uomini. Sono pronti a schiantarsi. Per ora la cavalleria l'abbiamo fermata. Non è ancora il momento della nostra di cavalleria. Portiamola qua dietro. Teniamola bella nascosta. Ok, qui l'impatto c'è stato. Benissimo. Benissimo. Buttiamo dentro anche questi, dai. Buttiamo dentro anche questi, che faranno un po' di massa. Qui continuiamo a colpire l'avversario con le frecce. Mamma mia, quante frecce hanno. Tantissime. Ottimo. Qui scontri un po' più duri, ma va bene così. Potremmo tentare un aggiramento con questi, Ci potrebbe stare per difendere questo lato. Dai, facciamo un aggiramento. Proviamo un attacco. Intanto io spero che questi reggano, ma mi sembra di sì. Mi sembra che siano messi abbastanza bene. Qui vedo gli arcieri da poter andare a prendere. Andiamo a prenderli. Voi ragazzi, molto velocemente fate il giro. Ok, qua la situazione inizia a essere critica. Buttiamogli dentro anche questi a questo punto. Ok, il tiro continua implacabile. Benissimo. Andiamo contro le spade, però non contro le picche, perché sennò me li triturano. Ok, facciamo il giro. Forza qua. Adesso ragazzi non c'è molto da fare. Andiamo a velocizzare la partita. Ok. Diciamo che per ora la linea regge. Gli arcieri finché hanno da tirare tirano, ragazzi. Questi molto lenti. Molto lenti. Forza. Guardate qui tra l'altro che bello il campo romano. Credo. Sì, delle panchine, non so, sì, un campamento romano. Qui intanto gli arcieri li abbiamo presi. Potremmo andare a prendere anche questi altri di arcieri. Adesso vediamo. Dipende quanto sono forti i nostri. In realtà è una cavalleria pretoriana, quindi dovrebbe essere abbastanza forte. Però non lo so, perché confronto a loro. Ok, perfetto. Intanto li abbiamo demoliti dal dietro. Perfetto. Dai ragazzi. Ok, sono diventati bianchi, ottimo. E ora facciamo un bel panino. Ci mettiamo qua. Anzi, qui. Ok. Buttiamoci su questi, non perdiamo tempo. Arcieri che tirano contro le nostre truppe migliori, non avevo dubbi. Ma adesso li andiamo a prendere. Ok. Cavalleria che salta il muretto. E voilà. Ok. Abbiamo presi. Qua iniziamo la manovra di aggiramento. Forza. Qui iniziano a cedere, ma vabbè, ci può stare. Ci può stare, ci può stare. Continuate a pushare. Vediamo di usare un attimo qualcosa. Vediamo se riesco ad arrivare in tempo. Ok. Mettiamoci qua col generale. Ok, e gli diamo anche... Ok, guardate che si sono ripresi.
E gli diamo anche un bel potenziamento. Poi torniamo indietro perché abbiamo già fatto abbastanza. Ok, andate a prendere le spade qua dentro. Ok, adesso voi invece schiacciateli. Ragazzi, fate vedere che Roma c'è. Questi si cagano sotto, attenzione, c'è un po' di movimento. Attenzione, c'è un po' di movimento. Qui sono chiusi, benissimo. Attenzione alla cavalleria che non voglio perdere i cavalieri, quindi qua iniziano a cedere anche loro piano piano. Allora, gli uomini in difensiva, io a questo punto farei un fronte comune qua. Li mandiamo qui e gli facciamo fare un fronte comune. Questi si allargano. Ok, iniziano a cedere anche per i colpi di cavalleria. Qua signori, qua signori. Mamma mia. Allora, richiamiamo la cavalleria un attimo e andiamo a prendere questi, perché è importante che questi non rientrino in partita. È importantissimo. Andiamo a richiamare la cavalleria. Questi, anche se si scontrano, fa nulla. Scudo contro scudo, forza. Andiamo in formazione serrata contro di loro, benissimo. Ok, qua si stanno sciogliendo come il burro. Vediamo se con la cavalleria riesco comunque a reggere un pochino. Anche qui dentro, da questo lato a questo punto, e da questo lato. Diamogli una mano. Questi sono veramente tosti da far fuori. Cerchiamo di colpirli con gli arcieri il più possibile. Ok, questo lato si è sciolto completamente. Continuiamo. Ora portiamo questi da questo lato e li facciamo massacrare benissimo. Questi hanno fatto il loro compito, quindi li portiamo qua. La cavalleria subito a prendere questi, che altrimenti si ripigliano. E tutti gli altri, quindi questi qua, anzi in particolare loro, facciamo una selezione, li portiamo qua. Portiamo qua e iniziamo a pushare da questa parte. Non la si fa la Vulcania. Non è veterana, ma è veramente forte la Vulcania. Ok, facciamo un altro richiamo del generale. Cosa dite? Ci mettiamo qua. Vediamo un attimo. Ok, forza dentro. Ok, altro richiamo del generale. Diciamo non cedete, non vi è concesso. Cavalleria che fa quello che vuole qua dentro. Benissimo, qui abbiamo la guardia pretoriana. Però prima vorrei usare questi, anche se sono pochini. Però prima vorrei usare loro. Oppure li buttiamo dentro la guardia pretoriana, dai, che questi sono belli tosti. Andiamo qua, dai. Forza, andiamo dentro. Gli altri si dispongano, per favore. Ecco, vedete, questi qua sono rientrati, maledizione. Sono anche lancieri, quindi male. Andiamo sugli spadaccini. Lasciamo stare i lancieri perché sennò fate una brutta fine. Ok. Ok, ok. Allora voi occupatevi a questo punto dei lancieri. Però prima devo mettere la cavalleria in sicurezza. Intanto qua spingiamo per andare avanti. Forza. Questi ormai sono cotti, sono bolliti. Allora a questo punto prendiamo i 4 lancieri, li giriamo e li facciamo andare contro di questi, perché io non ho armi contro di loro. Tiriamogli un po' di sassaiate e mettiamo la cavalleria in difesa. Benissimo. Portiamo anche la corte a questo punto, che darà sicuramente manforte. I nostri si ritirano, ci sta. Ok, qui iniziano a pushare anche loro. Forza. Scontro tra di loro. Serrate per favore i ranghi. Serratevi anche voi. E dentro tirate i sassaiate come se non ci fosse un domani. Forza. Secondo me a breve questi abbandonano. Guardate che belli. Guardate che belli. Bellissimi. Bellissimi. Con questi scudi, le lance. Bellissimo. Bellissimo. Ok, iniziano a cedere, ma anche noi non è che siamo proprio messi benissimo. Forza. Ok, questi finalmente cedono.
Continuate a pusharli. Questi arcieri cosa stanno facendo? Diamine. Questi arcieri erano in mezzo al combattimento. Ottimo, non me ne sono accorto. Bene. Sono infilati, vabbè. Voi continuate a massacrarli. Forza. Ah, qui c'è il generale addirittura. Ok. Qui ci siamo. Prendiamo la cavalleria. Andiamo a inseguirli. Ok. Stanchi da soli. Adesso arriva pure la cavalleria. Ok, perfetto. Giriamoci. E prendiamo questi a schiaffi. Ok, giriamoci e puntiamo sul generale, per favore. Ok, stanno iniziando a squagliarsi tutti loro. Benissimo. Forza, dentro di qua. Voi da questo lato qui, per favore. Ottimo. Ok, la vittoria direi, signori, che è pressoché nostra. È pressoché nostra. Qua sono rimasti dei cavalieri. Ok. Sì, facciamoli massacrare un po' di gente, ma... Ah, guardate questi, ci sono questi da inseguire. Qua, ragazzi. Dai. Forza, massacrate questi, lancieri di Bodans. E facciamoli fuori, signori. Che non si permettano più di attaccare gli uomini di Roma. Comunque contributo anche fondamentale dei cittadini, Andiamo avanti con le lance, tutti sul generale. Cerchiamo di intercettarlo. Qua sì, stiamo andando abbastanza bene. Qui tirano, perfetto. Ok, il generale, anche lui. Si sono ripresi. Ma ancora per poco. Continuiamo a spingere. Continuiamo a spingere, signori. Vai, ragazzi, forza. Forza, forza. Non dovremmo neanche aver perso troppi uomini a livello di legione, Questi continuano imperterriti, incredibile. Belli arcieri comunque, hanno veramente tantissime munizioni. Mi sono piaciuti, belli, li devo utilizzare di più. L'esercito romano si sta evolvendo verso un esercito un po' più di tipo medievale. Forza, ragazzi. Qua intanto stanno massacrando, perfetto. Andiamo avanti perché secondo me la partita è terminata. Prendiamo il nostro generale, lo portiamo in avanti. Perfetto. Perfetto, terminiamo la battaglia. Signori, 772 perdite a fronte di 3200 uomini. E loro, signori, praticamente sono stati quasi totalmente annientati dalla potenza di Roma, signori. Cosa volete di più alla vita? Ottimo, ottimo. Ottimo. La Vulcania salva il villaggio, perfetto. E tenterà di riprendersi. I prigionieri, no, questi uomini li facciamo prigionieri. E ci riteniamo. Bene. Siamo a Bergium qua. Ok. Ricordiamo che siamo in guerra anche con tutte le fazioni in realtà. Tutte quelle che ci interessano siamo in guerra, perché siamo in guerra anche con Kush, che sono molto propensi a fare una pace con noi. Chi sono io per dirgli di no? Tutti terminano il patto di non aggressione con Roma. Attenzione, perché potrebbe esserci un push a livello internazionale per smontare l'impero, vediamo. Qui intanto vedo l'esercito nemico che si fa fiero di fronte a noi. Bisogna dargli subito una bella raddrizzata. Ok, un altro trionfo.
Pestilenza, banditismo, insomma tutte cose bellissime dell'impero. Cause naturali, è morto un politico, va bene. È morto un politico a Roma, va bene, va bene. Loro io li avevo creati per pattugliare un po' la zona e per servirmi. Io non li ho più poi potenziati. Allora, scusate, tanto i soldi ce li abbiamo. Non abbiamo gli arcieri qua? Non abbiamo gli arcieri. Dove li ho presi questi arcieri se non ce li abbiamo? Scusate, perché forse non ce li abbiamo disponibili. Vabbè. Vabbè, teniamoci le 4 truppe a questo punto. Facciamo... Diamo una truppa che ci costa poco, ma che non sia proprio scarsissima. Vabbè dai, teniamoci 4 truppe così e li mettiamo poi in... come si dice, in marcia forzata, che sarebbe il nostro pattuglia. Allora, vediamo, Bergium, come è messa la cittadina? Abbastanza bene, direi. Eccoli, sono arrivati da qua. Cerchiamo di impedirgli il passaggio. Sono entrati da qua. Ok, fallimento istruttivo, vabbè. Dobbiamo stare attenti, perché qua potrebbero... ah, Mizzica, si sono ripresi subito. Perfetto. Allora Bergium continuiamo a costruire in modo tale da avere più stabilità. Qui faremo bosco sacro o questo? Vai, sugli agenti non mi interessa, vediamo, altrimenti servizi sanitari, velocità di ricerca, non sarebbe male. Risorse produttive e commercio. In realtà facciamo l'Aquila, dai. Facciamo l'Aquila. Teniamoci belli tranquilli al calduccio, a Bergium, e teniamo. Per ora teniamo, ragazzi. Poteva andare male, invece stiamo tenendo. Ora le nostre legioni stanno rientrando nei punti chiave. E staranno dentro città e terranno i confini dalla città. Io direi che è la tattica migliore per ora. Tu mi fai una fortificazione invece. E tu te ne torni qua. Così. Ok, in questa zona. E mi fortifichi. Anche se qua in realtà la legione è abbastanza diciamo di supplemento. Cioè nel senso non ci serve, perché comunque questa zona l'abbiamo conquistata. A meno che non arrivino da Pedrova, ma secondo me ci sono questi due qua che possono intervenire. Tra l'altro questo che ho liberato, io adesso gli chiedo di attaccare i Suebi. Allora, vediamo. Ti chiedo di partecipare alla guerra contro i Suebi e ti pago. Vediamo. 3.000. No. Allora ti pago un po' di più. No, non accettano. Non vogliono accettare di entrare in guerra contro i Suebi. Beh, ci potrebbe stare. Alla fine sono popoli affini. Loro sono in guerra contro i Suebi, no? Non posso fare diventare stato cliente. Faccio partecipare alla guerra contro i Suebi. E vediamo. Non ci provo neanche a fare il pagamento loro. Infatti non accettano. Va bene. Va bene. Loro invece, vediamo. Ultimo tentativo. Potrei anche renderli stato cliente, ma... Allora, partecipa alla guerra contro i Suebi. Ti offro più soldi di quelli che potresti mai vedere nella tua vita. Ma niente, non accettano. Vabbè, sono popoli leali alla fine. Si sono ribellati, ma non vogliono problemi. Qua intanto continua l'inseguimento. Allora, voi... E se vi faccio andare a voi invece contro gli Iceni? Intanto facciamo un bel accordo commerciale. E poi ti mando contro i Suebi. Basta, non vogliono avere problemi. Allora ti pago. Vediamo. No, scusate. Così. Vediamo. Sono anche affidabili, quindi mi interessa avere buoni rapporti con loro. Vediamo, ti pago. Vabbè, è uno sproposito. Cioè, ma come fa questo gioco
io dico, come fa questo gioco a regalare 290.000? Cioè, ragazzi, boh, vabbè. 290.000, vabbè. Niente, dai, facciamo un accordo commerciale, così siamo ancora più ricchi e ancora più tranquilli. Qui le legioni sono partite all'inseguimento e probabilmente i signori qua si sono fermati perché questa spia li ha bloccati. Io mi immagino sia così. Quindi io vado a sabotare le scorte di questi. Perfetto. Quindi teoricamente potrebbero non partecipare. Però non so se è vera questa cosa. Adesso noi dobbiamo attraversare il ponte. Se riusciamo, perché non è mica... Ok. E adesso li attacchiamo. Perfetto, signori. Allora, io ho tantissima artiglieria. Secondo me questa merita di essere giocata, ma perché li andiamo a radere completamente al suolo. Ma cioè deve essere proprio divertente questa, perché ho 2 artiglierie e poi una legione di supporto solo di uomini pesantemente corazzati. Loro, a parte che non sono neanche assieme come uomini, cioè nel senso non sono neanche un tutt'uno, ma veramente possiamo falcidiarli. Solo che, ragazzi, siamo già arrivati a mezz'ora di registrazione, quindi io direi che ce la vediamo nel prossimo gameplay, ragazzi. Grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, ragazzi, like e commenti se volete supportare questa serie veramente incredibile dall'inizio alla fine, giocata in modalità storica. Grazie per tutto e noi ci vediamo a una prossima puntata.